Oggi giornata organizzata dalla Dante D qui al Gallo di Agrigento, al Gallo Ciacia, col coinvolgimento di vari partner istituzionali e ovviamente dei ragazzi. Oggi è il Dante D 2026 e per l'occasione approfondiremo il tema dell'universalità del pensiero di Dante, dell'opera di Dante, con la collaborazione chiaramente della sezione di Agrigento e della società Dante Alighieri, che ringrazio sempre per questa presenza qui all'Istituto Gallo Ciacia, che oggi accoglie non solo i propri alunni nel nostro auditorium, ma anche 16 scuole della provincia di Agrigento che hanno prodotto dei lavori, che hanno collaborato allo scopo, perché questo è lo scopo dell'iniziativa, non solo di conoscere, a meglio approfondire la conoscenza dell'opera di Dante, ma riflettere su quella che è l'attualità del pensiero di Dante. E questo è un modo per far sì che i ragazzi possano conoscere anche meglio se stessi, conoscere la realtà che li circonda e sviluppare un senso critico, saper valutare un po' le situazioni che si presentano. Ancora una volta, quindi come scuole, il Gallo Ciacia con un'iniziativa così significativa si conferma come punto di riferimento culturale per il territorio, perché grazie alla collaborazione, in questo caso della Dante Alighieri, lavoriamo proprio per far sì che i ragazzi possano crescere nel migliore dei modi, ragazzi colti, ragazzi capaci di cogliere segni, ragazzi capaci di affrontare le situazioni nel migliore dei modi. Questo è il nostro obiettivo e l'iniziativa di oggi lo vuole concretizzare. Sì, il 25 marzo è la giornata del Dante D, cioè dove si celebra, diciamo, Dante Alighieri, ma principalmente è dopo anche la stipula del protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente nazionale della Dante Alighieri, si invitano le scuole a ricordare questa giornata. In particolare hanno aderito a questa iniziativa 16 scuole che oggi illustreranno un pochino il loro pensiero su Dante, ma oltre a celebrare Dante, oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle nuove generazioni, che è quello che anche dai momenti più bui, più oscuri, dalla selva oscura, come diceva Dante, si può sempre cercare la luce e risalire e cercare di raggiungere quelle finalità anche di carattere spirituale che contraddistinguono l'umanità. Antonio Riotta, noto editore agrigentino, presente alla Dante D, come mai? Ma io partecipo in quanto cultore, mi permetto di dire, di Dante e in tante occasioni organizzate dalla Dante D vengo chiamato per poter svolgere degli interventi in rapporto al pensiero di Dante e oggi in questa occasione parlerò dell'attualità di Dante a distanza di 700 e più anni dalla sua nascita, dalla sua opera e quindi farò capire naturalmente a modo mio perché Dante oggi è attualissimo ed è un classico della nostra storia letteraria, ma storia civile, storia sociale, politica, è un uomo di una grande cultura e di un grande presente. Provveditore Petix, oggi quanto è importante il pensiero di Dante, no, anche quanto è attuale. Sì, la figura di Dante ha sempre una grandissima attualità. Dante ha saputo senz'altro ricostruire dettagliatamente quella che è la cultura medievale, cioè, ha fatto una vera e propria enciclopedia della cultura medievale, ha parlato di persone che vivevano nel suo tempo, ma ha saputo allo stesso tempo rappresentare un'antropologia delle persone che diventano allegoria di emozioni, di passioni, di idee che sopravvivono a Dante e a quello che è il Medioevo. E attraverso la lettura dell'opera di Dante possiamo ancora oggi interrogarci su problemi presenti. Ad esempio, nell'intervento che farò oggi affronterò il tema della pace universale che viene adeguatamente sviluppato da Dante e le soluzioni che propone Dante per molti versi sono attuali anche nel cercare di comprendere per quale motivo
oggi non si riesce a trovare una soluzione adeguata a quelli che sono i rapporti tra le diverse nazioni. Quello che mi piace sottolineare è che sotto la guida della professoressa Ierna, la Società Dante Alighieri ha avuto proprio la capacità di non far vivere l'opera di Dante Alighieri come un testo ancorato soltanto alla sua epoca, ma proprio come una lente attraverso la quale leggere fenomeni attuali, come ad esempio ricordo recentemente una lettura della Divina Commedia, dell'opera di Dante, che ha consentito anche di trovare dei collegamenti con la nostra Costituzione repubblicana o collegamenti anche con quella che è la letteratura mondiale.